Museo di Macchine Enrico Bernardi dell'Università di Padova sono conservati i principali esemplari delle origini del motore a combustione interna fra 1878 e 1894. Dal motore atmosferico alla motrice Pia, dagli esemplari di motore Lauro a 4 tempi al carrello monoruota per sospingere una comune bicicletta, precursore dei moderni motoscooter, per arrivare fino alla vettura a 3 ruote. Tutti i prototipi sono stati costruiti da Bernardi con le proprie mani, come ebbe a dire egli stesso, presentandoli funzionanti ai membri dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti a Venezia nel 1894. I reperti principali sono disposti su pedane girevoli per consentire al visitatore di ispezionarli in ogni dettaglio e facilitare l'individuazione dei componenti. Approfondimenti tecnici sui singoli reperti sono a disposizione su schermi interattivi e video. Nel museo sono conservati alcuni quaderni autografi nei quali il Bernardi annotava le sue idee e i risultati delle sue ricerche, insieme ai disegni di componenti dei motori esposti. Ed è proprio a partire da questi quaderni che il funzionamento dei motori è stato ripristinato in anni recenti. La vettura Bernardi targata 422, il cui atto di immatricolazione è tuttora conservato presso gli archivi dell'ACI di Padova, è perfettamente funzionante su strada piana, senza alcuna alterazione di assetto rispetto al passato, e costituisce un'attrazione unica per i visitatori. I motori Lauro e la vettura a 3 ruote Bernardi presentano diverse soluzioni originali. Desta ancora interesse per la sua originalità l'accenditore a rete di platino. Ideato dal Bernardi e applicato ai primi esemplari di motore per l'accensione della miscela aria-combustibile. La vettura a 3 ruote esposta nel museo percorse circa 60.000 km sulle strade di allora, senza richiedere riparazioni radicali. Il museo ci racconta l'evoluzione dei principi di funzionamento dei motori a combustione interna e del loro rapido sviluppo tecnologico, determinanti per la storia motoristica in Europa nella seconda metà del XIX secolo.